Come spesso accade in partite importanti e decisive, è stata la tremenda e quasi mai giusta lotteria dei rigori a decidere le sorti del match tra Matera Calcio e Casertana ieri pomeriggio allo stadio 21 settembre Franco Salerno, valida per il quarto turno dei play-off di Serie D. Ed è la Casertana, dopo un'esaltante escalation del Matera avvenuta sì tra le mura di casa ma per metà a porte chiuse, ad accedere alla semifinale. Questo il risultato al termine di 90 minuti di gioco equilibrati, come la delicatezza della gara per entrambi i club lasciava già presagire alla vigilia, e terminati per questo a reti inviolate. Nel mezzo anche gli inconvenienti, con un Matera che dall'11° del primo tempo ha dovuto fare a meno del capitano Marinucci Palermo a causa di un infortunio. Per le azioni più pericolose invece si è dovuta attendere la seconda metà della partita, quando Muro, con un tiro finito sulla parte esterna della rete, ha illuso per un attimo gli oltre 8.000 tifosi materani allo stadio e ancora, per la Casertana, le due occasioni di Varsi affacciatosi dalle parti di bianco. Tattica la sostituzione finale decisa da mister Chiricallo, fuori il portiere bianco per Bifulco, ma una volta ai rigori gli errori di Cruciani e Cardone hanno dato il via libera alla Casertana verso la semifinale, nella quale incontrerà il Torre Neapolis.